24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Per un partito politico ammettere l'esistenza di correnti e spaccature interne non conviene quasi mai, ma ormai non serve certo la consacrazione data da dichiarazioni ufficiali per capire che nella Lega Nord qualcosa sta cambiando. Il colpo di grazia all'antica compattezza arriva da Treviso, dove l'elezione del maroniano Giorgio Granello a nuovo segretario provinciale fa saltare la roccaforte bossiana per eccellenza. Sconfitto, anche se per pochi voti, Dimitri Coin, l'uomo di Giampaolo Gobbo, segretario regionale della Lega e uomo di fiducia del Senatur, che ora veleggia non proprio a vele spiegate verso il congresso regionale, congresso che non a caso è stato fatto slittare a dopo l'estate. Non è un momento facile per la vecchia guardia del Carroccio, con Bossi che ieri nel milanese ha incassato le contestazioni di una ventina di manifestanti brandenti il tricolore. Certo è che seppure si parla di rinnovamento, difficile è comprenderne l'effettiva portata. Basti pensare che a invocare la deposizione del vecchio re in favore della scalata di Maroni alla guida della Lega c'è un esponente come Giancarlo Gentilini, l'uomo che considera il ribelle Tosi un suo discepolo e che allo stesso tempo di certo non rappresenta la parte meno sanguigna, meno soggetta a sparate a tinte forti e più politichese che in molti vorrebbero vedere ai vertici. Sono 25 le liste presentate per le elezioni comunali a Verona del 6 e 7 maggio. 9 i candidati sindaco. L'ultima lista a presentarsi in tempo utile è stata la destra, che ha consegnato la documentazione a 20 secondi dalla scadenza. Il candidato sindaco è Nello Alessio. Il sindaco uscente Flavio Tosi è così sostenuto da 7 liste: Lega Nord, Civica per Verona Tosi Sindaco, Pieralfonso Frattapasini per Tosi, Alleanza per Verona, Giovani. Verona e Vita, Partito Pensionati. 6 liste appoggiano invece il candidato del centro-sinistra Michele Bertucco, Partito Democratico, Italia dei Valori, SEL, Federazione della Sinistra, Verona Piazza Pulita, Forti per Verona. Luigi Castelletti, candidato sindaco del centrodestra, è sostenuto da PDL, UDC, FLI, Civica, Castelletti, Sindaco e Nuovo PSI. Veneto Stato presenta 2 liste diverse con 2 diversi candidati, Giulio Maria Turco e Patrizia Badì. Luca Castellini è sostenuto da Forza Nuova e Identità Scaligera. I grillini del candidato del Movimento 5 Stelle presentano Gianni Benciolini. Ibrahima Barri è il candidato del Partito Alternativo Comunista. Infine una 26esima lista, Civica Attiva, si è presentata solo per l'8ª circoscrizione. Sono 80 le persone a rischio psicosociale per la crisi economica seguite dai centri per l'impiego della provincia di Padova da giugno 2010 ad oggi. Si tratta per lo più di lavoratori dipendenti, autonomi ed ex autonomi, che hanno perso l'occupazione. I casi rientrano tra quelli segnalati nel biennio 2010-2012 dall'Ufficio Progetti Speciali della Camera di Commercio e delle antenne di ascolto territoriale presenti nei comuni. Da marzo 2010, nel tavolo anticrisi, l'ente camerale e la provincia hanno attivato in via d'emergenza un numero verde anticrisi per dare aiuto ai lavoratori e imprenditori in difficoltà. Degli 80 casi seguiti, 40 dei quali segnalati dalla sola Camera di Commercio, per 60 persone è stato valutato un percorso di reinserimento lavorativo e di riqualificazione professionale nel biennio 2010-2012. Una vendetta dopo una lite per futili motivi alimentata dall'alcol tra 4 tunisini e 3 uomini dell'Est Europa. Questo è lo scenario in cui è maturato l'omicidio di Saber Labidi, 34 anni, che ha perso la vita per un colpo di pistola alla testa. L'omicidio è avvenuto attorno alle 5 in Piazzale Azzurri d'Italia, nel quartiere Arcella a Padova. A stabilirne la dinamica i primi rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Padova sul corpo del tunisino rinvenuto a terra vicino a una panchina del giardino pubblico. A sparargli, secondo le testimonianze dei connazionali della vittima, uno straniero con cui Labidi precedentemente aveva avuto un diverbio. Verso le 3 di notte, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Labidi ed altri 3 connazionali erano arrivati nel giardinetto e avevano bevuto alcune birre. Poi ha avuto inizio la discussione, sono volate offese ed è partito anche qualche pugno con 3 cittadini dell'Est Europa, forse
mentre moldavi. Poco prima delle 5 alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri è arrivata la telefonata di uno dei nordafricani che ha denunciato l'uccisione di un suo connazionale ed il ferimento ad una gamba di un altro con colpi d'arma da fuoco. Forse pensava di attirare meno l'attenzione utilizzando una bicicletta. Non aveva fatto i conti però con una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia di Verona, che avendolo notato girovagare nei pressi dell'arena, lo ha fermato e sottoposto a controllo. In un primo momento, sorpreso, l'uomo ha chiesto se fosse normale per i carabinieri fermare l'agente in bicicletta, ma poi, quando i militari dell'Arma lo hanno perquisito trovandolo in possesso di hashish e di un coltellino intriso dello stesso stupefacente, non ha opposto resistenza. Un marocchino di 45 anni è stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La rinascita di Infracom. Dopo anni difficili rispunta il sole per l'importante azienda. Buon EBITDA, che significa flussi di cassa positivi, taglio di costi, innovazione e spinta sulla ricerca con un nuovo laboratorio cloud a Imola. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.